Treviso, capitale del nero, nero inteso non soltanto come evasione fiscale ma anche come illegalità nella gestione dell'occupazione e nell'incasso dei contributi. A dirlo sono i dati diffusi dalla Guardia di Finanza in occasione della cerimonia per il 238° anniversario di fondazione del Corpo. Nei primi 5 mesi di quest'anno in Veneto sono stati sottratti all'erario 2 miliardi di euro, 45 gli evasori totali e paratotali scovati nella Marca, non battuto uno scontrino su 5, ma è nel sommerso da lavoro che questa provincia dà il peggio di sé rispetto al resto del territorio regionale. Sta qui infatti quasi un terzo dei lavoratori in nero o irregolari complessivamente scoperti, 514 su 1740. Anche questo un modo per non pagare imposte e contributi. L'evasione fiscale è un crimine sociale e come tale va combattuto in quanto in questo rapporto cittadini-istituzioni chi evade fa un danno alle persone serie e soprattutto a quelle che hanno davvero bisogno. Al riguardo ecco l'altro desolante primato trevigiano. Sempre qui sono stati percepiti circa 2/3 dei finanziamenti indebitamente incassati, quasi 2 dei 3,2 milioni totali, frutto anche di frodi agli enti previdenziali e assistenziali. Cerchiamo di fare in modo che queste prestazioni non siano invece erogate a coloro che presentando magari documenti falsi, soprattutto dichiarazioni non reali, ottengono quello che non dovrebbero ottenere a danno delle altre persone. Un'offensiva che in tempi di crisi e di sobrietà riscuote il plauso delle istituzioni. Siamo contro chi va a veramente a perseguitare gli imprenditori, ma chi come la Guardia di Finanza va a scoprire i grandi evasori, ben venga questa attività a tutela di tutti i cittadini.